Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati sulle nostre frequenze, sul nostro sito web fvgsportchannel.com, in diretta per i grandi eventi della pallacanestro in Friuli Venezia Giulia. E quale evento migliore di questo, la finalissima di Coppa Regione tra la Fluid System 80% in maglia verde e la Blue Energy Codorpo in maglia rossa, qui a Torre al Palaflora, frazione di Pordenone. Una partita che vede di fronte la capoclassifica della regular season, vale a dire la Fluid System 80 del presidente Tesini, contro la inseguitrice principale, la Blue Energy Codroipo. Sulla panchina pedemontana c'è Alberto Andriola, sulla panchina codroipese c'è Paolo Bosini, gli arbitri sono i signori Zuccolo e Menegozzi. Ed è 2-0 punteggio dopo il primo canestro realizzato da Pontisso, cui prova a rispondere Munini sbagliando. Andiamo a vedere i quintetti sul parquet perché c'è già una novità rispetto a quello che si pensava, vale a dire Klaus Munini, numero 14 maglia verde, il capitano della Fluid System, è in campo. Ieri nella semifinale vinta dal Tarcento contro la Tisana, Munini non ha giocato per un risentimento muscolare. Pareva dovesse essere in dubbio per questa partita e anche per le prossime che vedranno di fronte, che vedranno impegnata la squadra della Fluid System 80. Invece per questo atto finale della Coppa Regione coach Andriola ha deciso di schierare il suo capitano. Monini è in campo assieme a Antena, Bellina, Gaspardo e Vidani. Antena col 10, Bellina col 19, Gaspardo con il 18 e Vidani col 13. Codroipo che vola 4-0 con un paio di invenzioni di Pontisso. Pontisso è il numero 10 e sul parquet con il numero 5 Giraldo, il numero 19 Trevisan, il numero 8 Serrao e il numero 17 Nata. Ancora un errore da parte della Fluid System 80 in transizione, la Blue Energy Trevisan. Spaziature sbagliate nell'attacco codroipese, ma Nata di forza, di potenza, sbaglia il terzo tempo, tiene viva la palla Girardo e quindi c'è un'altra azione offensiva per la Blue Energy, chiusa da un jump di Pontisso dall'angolo. Tiro sbagliato dal gioiellino codroipese. Gaspardo va via, Trevisan sulla linea di fondo. Come fa a essere canestro valido? Come può essere canestro valido questo? Non sa, infatti l'arbitro, che inizialmente aveva fatto cenno che poteva essere valido il canestro, poi rinsavisce opportunamente e concede solo la rimessa in zona d'attacco alla Fluid System. Fallo c'era, ma non poteva essere canestro valido di Gaspardo. Esce dai blocchi Vidani, inseguito da Giraldo. Vidani sbaglia lay-up, ma Gaspardo rompe il ghiaccio per la Fluid System con un tap-in che timbra il 4-2 per Codroipo, 4 per chi attacca, 2 per chi riceve. 7 minuti e 17 secondi al termine del primo periodo. Serrao, Nata, in qualche modo controlla, serve Girardo che ha il problema di liberarsi di Gaspardo. Girardo in entrata, questo sì sarebbe stato valido in caso di canestro, invece subisce il fallo il numero 5 codroipese. Il fallo è di Gaspardo, primo fallo per il Gaspa e rimessa in zona d'attacco per i codroipesi. No, in fase di tiro invece Girardo, giusto, 2 tiri liberi per il numero 5. Realizza Giraldo il secondo tiro libero a sua disposizione. 5-2 il punteggio per la Blue Energy Codroipo sulla Fluid System 80%. Bellina prova a rinculare verso canestro. Nata oppone il fisico, Bellina semplicemente è più bravo del difensore e in gancio realizza il quarto punto per la Fluid System 80. Serrao si libera all'est del tiro da 3 punti, sbagliato da Serrao, vola all'imbalzo Munini,
Antena fa viaggiare il pallone, rientra malissimo in difesa la Blue Energy. Più di qualcuno si è addormentato salutando la fidanzata in tribuna. E ne ha approfittato Gaspardo per uno dei canestri più facili della sua carriera. 6 Fluid System 80, 5 Blue Energy Codroipo. Trevisan con la Serrao che esce dai blocchi dietro. Nata gli lascia spazio, Trevisan dall'angolo, un cross abbondante. Ha un po' perso smalto la Blue Energy in queste ultime azioni offensive, prova ad approfittarne la Fluid System 80. Munini non trova spazio ma interviene Antena dagli Manforte. Munini contro Pontisso, la palla arriva a Bellina che realizza un altro canestro dal post basso con un semigancio destro di pregevolissima fattura. Aggressiva la difesa della Fluid System 80, seguita qui a torre da un discreto numero di tifosi, idem dicasi per la Blue Energy. Ci stanno diventando in questo frangente un po' di più i tifosi della Fluid System, che si distende in transizione offensiva da Antena Vidani sul lato debole, tripla del numero 13 e subito time out chiesto da Paolo Bosini. Il parziale aperto per la Fluid System 80 di 8-0 e il tabellone dice 8-5 quando mancano 5 minuti e 5 secondi al termine del primo periodo. È 11-5 il punteggio in favore della Fluid System 80-300 sulla Blue Energy Codroipo. Il parziale era 11-0 per 300 dopo il 5-0 iniziale di Codroipo. Adesso destra in zona d'attacco la formazione di coach Bosini. Non ci sono stati cambi mi pare dopo il time out, no, infatti i roster sono gli stessi. Nata non guarda il canestro, ribattallato per Giraldo, poi va a portare un blocco numero 5. Giraldo attacca dal palleggio, invece la palla arriva a Pontisso che va 1 contro 1 su Antena. Pontisso sbaglia il jump dai 6 metri. Certamente con questo tipo di gioco Codroipo non metterà mai in difficoltà 300, che sotto canestro ha un paio di mismatch favorevolissimi. Eccone uno per esempio Bellina, post basso contro Nata. Nata prova dopo del fisico ma Bellina va di semigancio, sbaglia, recupera anche il suo rimbalzo offensivo. Sulla virata di Bellina c'è il fallo di Pontisso. Primo fallo per lui, cambio per Blue Energy. Bosini abbassa il quintetto sostituendo Larry Trevisan con Alessandro Sant. Quindi 3 guardie in campo per Bosini che è senza Moretti, senza i fratelli Moretti e anche senza Sappa, quindi ha una rotazione sugli esterni decisamente ridottissima Paolo Bosini. 13-5 il punteggio, allunga la Fluid System 80. Certo, anche Alberto Andriola sull'altra panchina lamenta qualche assenza, una su tutte Andy Bonoli, che quest'anno non ha ancora mai giocato, complici i suoi problemi alla schiena. Lo rivedremo certamente l'anno prossimo, il prossimo campionato. Sant prova ad attaccare il canestro, non era male l'idea di servire Nata, però a quel punto Nata stava occupandosi del tagliafuori e Sant poteva andare a tirare. Nella Fluid System 80 è entrato anche Baccino con il numero 8. Gaspardo va a prendersi il polvaso su Giraldo e questo è fallo in attacco di Giraldo. Sì. Questo è il fallo in attacco di Gaspardo su Giraldo, col braccio esterno aveva uncinato il difensore. Protesta un po' Gaspardo, ma mi sembra una decisione corretta da parte degli arbitri. Pontisso che gioca da playmaker, istante l'assenza dei due Moretti, i fratelli Moretti. Nata guarda il canestro, adesso tiro sbagliato la Nata, ma Giraldo prima recupera il rimbalzo, poi
Si vede alpionare da dietro ancora da Gaspardo. È terzo fallo di Gaspardo. Subito qualche problema per Andriola, che deve mandare in campo Munini al posto di Gaspardo. Secondo me qui la palla l'aveva semplicemente persa Girardo, ma l'arbitro era lì a pochi passi e quindi ha inteso che l'azione fosse viziata da un intervento regolare di Davide Gaspardo. Nata, palleggio in semigancio, sbaglia Nata, che chiaramente ha un'opposizione fisica importante da parte di Bellina. Antena esce dai blocchi, Baccino avverso il tiro dal gomito dell'area del Bac. Sbagliato il tiro di Baccino, che questa stagione deve ancora mettere in ritmo il proprio gioco. Dall'altra parte non ha mai avuto problemi a mettersi in ritmo Serrao, che da circa 50 anni segna ogni tipo di tiro scoccato in queste circostanze, vale a dire col tiro aperto senza difensori davanti sul lato debole. Vidani attacca canestro, subisce il fallo di Nata. 2,46 al termine del primo periodo. 13 Fluid System 80, 8 Blue Energy. Nel frattempo esce Antena, entra Barazzutti nella formazione pedemontana. Eccolo Barazzutti. È un passaggio questo per Vidani? Non lo so. Sembrava quasi gli fosse sfuggita la palla come una saponetta bagnata. Sbagliato comunque il tiro di Vidani e quindi c'è la Blue Energy Codroip per l'attacco con Pontisso che sfrutta il blocco di Girardo. Pontisso sbaglia il suo tentativo, lotta Nata, ma ancora Bellina fa la voce grossa di rimbalzo. Bacino, pick and pop con Bellina che spara la tripla. Bellina uccide le mosche di Torre ma non arriva al ferro. Munini generoso, prova a tenere viva la palla, ma la possesso è per la Blue Energy. Pontisso, Nata, taglio flash di Sant, ottimo l'assist di Pontisso. Baccino difende. Beh, usare la parola difesa in questa circostanza è un eufemismo. Diciamo pure che il Bac si è completamente dimenticato di seguire il taglio di Sant, che ha ricevuto e si è proiettato verso canestro subendo il fallo del numero 8. 2 tiri liberi per Alessandro Sant. Segna primo, sbaglia il secondo, il rimbalzo è sempre di Bellina. Siamo già negli ultimi 2 minuti del primo periodo. Bacino, Bellina, Nata prova a tenerlo, ma Bellina insiste con il fisico. Stavolta il duello l'ha vinto Bellina. Serrao, arresto, tiro, canestro di Marco Serrao. Andriola prova a protestare con i 2 arbitri, ma più che altro dovrebbe occuparsi del fatto che i suoi si sono un po' persi, specie in attacco. 1 minuto e 10 secondi al termine del primo periodo. Ancora Bellina, ancora sotto canestro, sempre contro Nata. Nata gli fa sentire il fisico, Bellina sbaglia il gancio, gira al largo, poi chiama Barazzutti e qui mi sembra quasi di poter dire che i giocatori contro i pesi non hanno valorizzato lo sforzo di Nata in difesa, lasciando troppo libero Barazzutti. Con Serrao subisce il fallo di Munini, che ha qualche problema di deambulazione, quindi se deve inseguire Serrao in giro per i blocchi disseminati dall'attacco di Bosini
qualche fastidio lo prova certamente. 2 tiri liberi per Marco Serrao. Segnano entrambi i personali del numero 8, 15 chi attacca, 13 chi difende, 45 secondi al termine del primo periodo. Munini prova a farsi perdonare, l'errore precedente sbaglia, è sempre nata a rimbalzo. Pontisso si fa soffiare il pallone da Accardo, brutta palla persa per Pontisso che si rammarica con se stesso. Concede l'ultimo attacco praticamente al Fluid System, c'è qualche decimo di secondo di discrepanza tra il cronometro di 24 e quello della partita. Munini un po' sbasso, va via Pontisso, Nata generoso, va a chiudere arrivando alla data debole, ma il fallo è di Pontisso? Sì, il fallo è di Pontisso, secondo fallo per il numero 10 Codro Ipese. 2 tiri liberi per Claudio Munini quando mancano 3 secondi e un decimo al termine del primo quarto. Solo 1 su 2 per Munini, deve tirare Pontisso da metà campo. Non va, il tentativo del numero 10, primo quarto va in archivio sul punteggio di Fluid System 80-316, Blue Energy Codroipo 13. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità, nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde.
Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Secondo periodo a Torre di Pordenone in campo. Fluid Sistema 8300 e Blue Energy Codroipo si stanno giocando la finalissima di Coppa Regione. 16-13 punteggio dopo i primi 10 minuti, ma Baccino esordisce nel secondo quarto nel migliore dei modi, mandando i suoi a più 5, 18-13 per 300 su Codroipo. Blue Energy in attacco con Nata, Gilardo, Pontisso, Sant e Serrao. Gilardo sotto misura appoggia 2 punti fatti molto bene. Fluid Sistema 8300 in attacco con Barazzutti, Munini, Bellina, Baccino e Accardo. Gli arbitri sono i sicuri signori Meneguzzi e Zuccolo. Bellina sempre contro Nata. Nata sta giocando bene, sta difendendo molto bene Diego Nata. Sta difendendo molto bene Diego Nata. Gilardo, Sant, arriva Pontisso a rimorchio, frazione di passi di Pontisso. Secondo me non erano passi questi, per cui palla persa di Pontisso, ma non sono d'accordo sulla chiamata arbitrale. Meno 3 Codroipo, 18-15, 8-45 al termine del secondo periodo. Altra bella difesa della Blue Energy, che adesso con un gioco da 3 punti o un tiro da 3 può addirittura pareggiare. Ci prova Gilardo, tiro abbondante, ma ancora Santa rimbalzo, tiene vivo il possesso. La palla è per la Fluid System, con qualche dubbio. Invece la palla viene data alla Blue Energy, ma non protestano più di tanto i giocatori tarcentini, quindi direi che va bene così. Pontisso, Nata, semigancio di Nata sbagliato. Gilardo al rimbalzo offensivo, poi ha problema di girarsi, appoggia il tabellone, ma lì Accardo fa una difesa efficacissima. Riparte in transizione la Fluid System, ma Munini non controlla l'ottimo assist di Barazzutti. Esce proprio Munini, sostituito da Vidani. 7:49 al termine del secondo quarto, 18 Tarcento, 15 Codroipo.
Ancora un errore, poi Barazzutti abbatte un difensore con un rimbalzo fortunato, la palla entra regalando il 20° punto alla Fluid System. Cambio per no, nessun cambio, ma cambia la difesa invece. Andriola chiede il pressing a tutto campo, anche per mettere in difficoltà Pontisso, che gioca da playmaker, non essendoci proprio abituato, stante l'assenza dei fratelli Moretti nella formazione codroipese. Manca anche Sappa nella Blue Energy. Il coach Bosini, che ha una panchina infarcita della formazione giovanile under 19. Pontisso non trova posizione e arriva al ferro con un bel layup di sinistro, che tiene a -3 la Blue Energy. 20-17 punteggio, 6:50 al termine del secondo quarto. Bacino esce di Vidani dai blocchi, ma Bacino invece preferisce andare con Bellina. Gioco in continuità, end off per Barazzutti, step back di Barazzutti e tripla. Sbaglia Barazzutti e Pontisso a rimbalzo, poi il passaggio di apertura viene intercettato da Vidani. Po' mal accolto Pontisso in questa circostanza, generoso Vidani, oltre che abile a recuperare un possesso. Bacino da 3 sbaglia e questo un altro rimbalzo di Girardo. Ancora Girardo, ancora da 3, ancora rimorchio, sbaglia anche questo Girardo. Rimbalzo di Bellina, ma io direi che in questa circostanza con Bellina unico lungo sarebbe il caso di andare ad attaccare Tarcento sotto canestro per metterlo in difficoltà se fossi nei giocatori con 2 pesi, perché dall'altra parte Bellina ha questi colpi e di conseguenza se può, tra virgolette, riposare in difesa, arrivare in attacco lucido, poi Bellina diventa un mismatch complicatissimo per la Blue Energy, che adesso si disunisce ancora e presta fianco al contropiede di Vidani dopo recupero. Fallo 20, Accardo il secondo fallo. Qui Accardo troppo affettuoso nei confronti di Pontisso, che esce sostituito da Malfante, ma c'è un time out chiesto da Bosini, anzi chiesto da Andriola, su punteggio di Fluid System 80-25, Blue Energy 17 a 5:37 al termine del secondo quarto. Dopo il time out, Fluid System 80-25, Blue Energy 17, mancano 5 minuti e mezzo al termine del secondo quarto. In campo Codroipo con Girardo, Serrao, adesso il tiro di Serrao, Marco Serrao, con tanti saluti a Barazzutti che poteva certamente difendere un po' meglio, ma Serrao in palleggio adesso il tiro è esiziale a questi livelli. Bellina in post basso contro Malfante, che di esperienza tiene la posizione, poi Sant parte in contropiede e si rifugia con la Codroipo poi in attacco dopo il bello sforzo di Dell'Angela, che ha costretto la palla contesa a Bellina. Sbaglia Malfante il fade away da 3, si è accontentato del tiretto Malfante. 4:38 al termine del secondo quarto, più 6 Blue Energy, più 6 Fluid System 80 in attacco. Barazzutti in gancio da centro area, e questo è il Barazzutti che mi piace tecnicamente parlando. Un giocatore in grado di inventare in entrata dal palleggio a centro area. È un po' il Tony Parker friulano per questo tipo di iniziative Barazzutti. Dall'altra parte Malfante è semplicemente Malfante, va a realizzare da 3 per tenere a -5 i suoi. 27-22, 4 minuti al termine del secondo quarto. Ancora Bellina, sempre contro Malfante. Bellina si gira
Poggia il tabellone, sbaglia, è sempre Barazzutti al rimbalzo offensivo, regala un extra possesso a Antena con uno step back da 3 punti del numero 10. Stavolta Codroipo si produce in un ottimo contropiede, poi Girardo alla vallata oscurata. Non era male l'iniziativa di Dell'Angela. E questo è un fallo in attacco di Bellina, che sorride, ma direi che anche questa è una buona chiamata, perché con l'anca Svilenka Bellina ha aggiustato il proprio blocco, si è visto, è qui davanti a noi. Altra palla persa per la Fluid System 80. La partita deve ancora decollare per quanto riguarda i ritmi di gioco, però abbiamo un duello abbastanza equilibrato. Più 5 per Tarcento su Codroipo, 3 minuti e spiccioli al termine del secondo quarto. Alto contropiede di Vidani, in acrobazia col fallo di Girardo. Vidani scossa alla partita, tiratina d'orecchie per Dell'Angela, e difatti anche Paolo Bosini vuole parlarci su. 29-22, time out chiesto da Codroipo a 3:13 al termine del secondo quarto. È sempre in funzione il tassametro per la Fluid System 80, c'è Federico Vidani in lunetta con i tiri liberi, dopo il tiro libero supplementare dopo il fallo di Girardo. A segno Vidani, 30 Fluid System 80, 22 Blue Energy. Serrao da 3. Tiro sbagliato, ma Sant piglia rimbalzo lungo. Malfante da 3 punti, parabola altissima. E c'è ancora a rimbalzo un fallo subito da Antena da parte di Dell'Angela. Cambio per Bosini che richiama in panchina Santa al posto di manda in campo Pontisso. Mentre Bacino ne approfitta per realizzare ancora e fissare il primo vantaggio di doppia cifra della partita. La Fluid System 80 va a 32 contro i 22 della Blue Energy, che però va a realizzare un bel canestro con Dell'Angela sul backdoor preso dal numero 11 Codroipese. Malfante va a commettere fallo su Bellina ancora. Dopo questo un fallo da spendere la Blue Energy prima di esaurire il bonus, idem dicasi per la Fluid System 80. Punteggio è 32-24 per Tarcento su Codroipo nella finalissima di Coppa Regione 2015. Pontisso. E guarda lì cosa ti combina Malfante in alley-oop con Girardo, che da un punto di vista atletico direi che è il giocatore più spettacolare del campionato. Meno 6 per Codroipo, 32-26. Bacino, attacca Dell'Angela, Bacino aggressivo, a 4 ruote motrici il Bac. 34-26. Dell'Angela ancora una alley-oop, stavolta però Girardo scende al piano terra per poi risalire. Sul secondo jump c'è il fallo di Barazzutti. 2 tiri liberi per Federico Girardo. Questo è il 4° fallo di squadra per Tarcento. (34-27) il punteggio dopo i tiri liberi di Girardo. 1:20 al termine del secondo periodo.
Antena esce dai blocchi, fa saltare Serrao, poi va a prendersi una stoppata assolutamente regolare di Serrao. Fallo del numero 5 Girardo. Fallo di Girardo. Il secondo fallo è anche quadrato aggiunge il bonus. I 4 falli. Secondo me è scappato il fischio all'arbitro perché questa era una stoppata regolare. 1:19 al termine del secondo periodo. In lunetta Antena. Si è sentito proprio il rumore della mano sul cuoio e basta, non certamente altro. 2 tiri liberi per Antena, che realizza entrambi i personaggi a sua disposizione. Rifissa il +9 per la Fluid System 80, 36-27, 1 minuto e 10 secondi al termine del secondo quarto. Malfante. Altro recupero di Vidani che vediamo se ne segna anche questo. Sì. Girardo ha provato a commettere fallo ma non ci è riuscito. Vidani con i suoi recuperi e contropiede sta facendo la differenza. Adesso ne prende un altro, stavolta con una complessità di Antena. Antena tira da 3 punti, sbaglia. Pontisso galoppa in contropiede, fa viaggiare Malfante che appoggia il tabellone. 2 tiri liberi per Malfante. Malfante, scusate. 38-29 il punteggio. Ultimi 30 secondi di secondo periodo. Bacino sulla linea di fondo, poteva proseguire Bacino, invece si è fermato. Barazzutti dà un'occhiata in giro, regala un tiro abbastanza aperto in arresto e jump di Bellina. Pontisso dell'Angela da 2 punti. Dell'Angela sbaglia, si è accontentato del tiretto quando poteva andare a canestro. Ultimi 3 secondi del secondo quarto. C'è il fallo sul palleggio di Serrao, andrà in lunetta Barazzutti con i tiri liberi. Numero 8 Serrao, primo fallo. Segna il primo tiro libero il Bac, anzi no, il Barazzutti. Ha ancora un secondo personale a sua disposizione. Barazzutti fa 2 su 2, fa viaggiare a +12 i suoi, 41-29. Deve tirare Girardo da metà campo, non va in archivio anche il secondo quarto. Fluid System 80 42, Blue Energy Codroipo 29. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida,
radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Secondo tempo al Palazzetto dello Sport dell'Istituto Flora di Pordenone, Torri Pordenone in campo la Fluid System 8300 e la Blue Energy Codroipo. Nella prima azione del secondo tempo Accardo si è insaccato una caviglia. Che cosa ha fatto H? Resta in attacco. Fluid System 8300 in attacco con Vidani, Antena, Accardo, Bellina e Munini. Blue Energy Codroipo in difesa con Nata, Pontisso, Girardo, Serrao e Alessandro Sante. Giro e tiro di Bellina sbagliato, non c'è nessuno di Codroipo da rimbalzo. Non c'è alcun Codroipese a rimbalzo, ne approfitta Bellina per andare a prendersi il fallo di Alessandro Sante. Due tiri liberi letteralmente regalati dalla Blue Energy a Bellina, che si presenta in lunetta. E realizza entrambi i personali a sua disposizione. 94-29, massimo vantaggio Codroipo, massimo vantaggio 300 più 15 per la Fluid System 80 sulla Blue Energy Codroipo, che ora va in attacco con Pontisso che mette il gol. Girardo in sospensione dalla lunetta, sbaglia Girardo, rimbalzo di Bellina. Antena pompa il pallone in transizione. Accardo al quarto di campo contro Sante, c'è Munini in post basso a però impedirgli la via verso il canestro. Allora si va con il terzo tempo di Bellina, viene stoppato da Girardo. Munini prova a rinculare verso il canestro contro Girardo. Munini tenta sotto mano, rovesciato. Si chiude la difesa, poi Girardo
dà una mano a gestire la transizione offensiva, chiusa da Sant con una tripla abbondantemente fuori misura. Si è visto proprio nel momento in cui è partito dalla mano di Sant che il tiro era completamente scentrato. Bellina. Non c'è il backdoor di Accardo perché Serrao tiene bene sotto l'aspetto difensivo. E allora si ricomincia con un'azione offensiva che porta al tiro Antena dopo l'end-off con Bellina. Tiene la sbaglia la tripla. Girardo, Pontisso, Serrao, Nata contro Bellina, Nata appoggia il tabellone, sbaglia. Bellina nulla ha fatto per restare in piedi. Tutto giusto, non c'era niente da fischiare. Palla recuperata dalla Fluid System 80. Bellina ribaltato per Accardo che adesso sia al quarto di campo, ma ancora Serrao gli ostruisce la strada. E allora si va da Munini che deve forzare da 3 e la classe di Klaus Munini. Timbra il massimo vantaggio Fluid System 80, più 18, 47 a 29, 7:35 al termine del terzo periodo. Nata. Pontisso fa eccellente difesa su di lui Accardo che scivola, ma poi anche Dianca commette il suo terzo fallo, rimessa in zona d'attacco per la Blue Energy. Pontisso, Nata in palleggio, ha problema di girarsi, non c'è il ripost perché si gioca picchia da laterale. 3-2, gran passaggio di Pontisso per Nata che viene abbattuto dalla contraerea pedemontana. 2 tiri liberi per Diego Nata. Il fallo è di Antena? Sì. Primo fallo per Antena. Due tiri liberi per Diego Nata. Diego Nata. 2-2 per il giovane lungo Codroi Pese, che il suo lo sta facendo, soprattutto in difesa contro Bellina. Vidani. Antena da 8 metri. Si sbaglia Antena, ma all'imbalzo Codroi Pesi fermi, il più lesto di tutti è Accardo. Bellina sigilla i difensori, ma ancora Nata resta con lui. MVP Codroi Pese, Diego Nata fino a questo punto. Passi di Serrao. Mi hanno spiegato Gianmarco Riuscetti e Gianguido Gridmani degli Onesti che in queste circostanze l'interpretazione arbitrale corrente è quella di lasciare il vantaggio. Altro gran canestro di Nata con un ottimo assist di Girardo. Prova a risalire la china alla Blue Energy Codroipo. Munini contro Girardo. Munini insiste, Munini di virata dorsale sul piede perno in post basso. Cambio per 300. Scongelato dalla panchina Davide Gaspardo. Entra in campo al posto di Bellina. Gaspardo che ha 3 falli personali. Serrao. Con la Vidani prova a intervenire. Nel primo tempo si è reso protagonista di varie azioni di recupero e contropiede. Serrao sbaglia la tripla, Girardo rimbalzo, sbaglia Nata rimbalzo. L'ultimo a toccare è proprio il numero 17 Codroi Pese. Recupero da parte della Fluid System 80, 49 a 33, più 16 per Tarcentini a 5 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Gaspardo, Nata adesso se la vedrà con lui, di tabella Vidani, sbaglia la tripla, ancora Munini però tocca
Quel tanto che basta per garantire l'extra possesso alla Fluid System 80. Antena, fermo pallone, vuole il blocco alto di Gaspardo che poi rolla verso il canestro. Antena va a prendersi la stoppata di Diego Nata, telefonata l'azione di Antena. Poi Sant regala l'ennesimo pallone alla difesa pedemontana. Vidani, Gaspardo, tiro aperto per Munini che si prende la tripla frontale. Munini la sbaglia e Nata fa la voce grossa a rimbalzo. Altra transizione offensiva per la Blue Energy, vediamo se stavolta sarà gestita con maggiore costrutto dai giocatori di Bosini. Adesso il tiro di Pontisso, fuori misura, bel taglia fuori di Gaspardo e Antena senza troppa fretta gestisce l'azione offensiva tarcentina. Munini, liberi tutti, attacca dal palleggio Munini, sul palleggio c'è il fallo di Nata che certamente non ha il passo per tenere Munini a 8 metri dal canestro, mentre Andriola sostituisce Antena con Barazzutti e si presenta sul cubo dei cambi anche Clemente, che entrerà al posto di Munini. Mentre Bosini manda in campo anche Malfante al posto di Sant. Vidani, Barazzutti in faccia a Pontisso. 2 punti per Barazzutti, del più 18 per la Fluid System 80, 5-1-33. Bravo Clemente, si mette subito in evidenza forzando la palla persa della Blue Energy e poi copre la corsia centrale. È eccellente l'assist di Vidani. Bravo Clemente, più 20 per la Fluid System 80, 53-33 a 3 minuti e 37 secondi al termine del terzo periodo. Dopo il time out si riprende con la Blue Energy sotto di 20, 53-33 a 3 minuti e 33 secondi al termine del terzo quarto. In attacco Codolpo. Difficilissimo il passaggio di Malfante verso Pontisso. Mi chiedo come potesse Malfante pensare di far passare il pallone da quella parte lì. Dall'altra parte Vidani esce dal lato debole dietro il blocco e realizza sul movimento a Ricciolo una tripla frontale che forza il più 23, 56-33, e a questo punto la Fluid System 80 ha la partita abbastanza in pugno. Sbaglia Malfante da 3 punti. Serrao voleva rispedire il pallone verso il campo, invece gli esce una strana traiettoria che viene raccolta da Mario Bortoluzzi in tribuna. Mentre Andriola sostituisce Accardo con Stefano Antena. Altro errore 300, ma Codolpo a rimbalzo difensivo non esiste e quindi a buon gioco la Fluid System 80 per provare a restare in attacco. Altro cambio per Codolpo, esce Diego Nata, al suo posto entra in campo Larry Trevisan. Nata esce in maniera anche abbastanza polemica, discute con coach Bosini, che certamente non gliela manda a dire. Barazzutti, Clemente attacca il canestro con aggressività, subisce il fallo di Trevisan.
realizza i tiri liberi Clemente, manda più 25 la Fluid System 80, 58-33, 2 minuti al termine, poco più termine del terzo quarto. Antena commette fallo sulla partenza e palleggio di Pontisso. Stefano Antena, secondo fallo. Vincenzo all'attacco per la Blue Energy Codroipo, 58-33 il punteggio. Trevisan contro Clemente, Clemente resta con lui e poi recupera anche il rimbalzo, quindi altra bella azione difensiva di Clemente, che ha minutaggio e spazio per mettersi in evidenza davanti alle telecamere di fvgsportchannel.com. Gaspardo, che ogni tanto commette questi errori assolutamente futili, e un movimento clamorosamente falloso da parte di David, che è proprio sotto gli occhi dell'arbitro, ma vorrei capire perché. Questo è il quarto fallo di squadra per Cercetta. Ultimi 100 secondi di terzo periodo, è rientrato anche Diego Nata, ma Pontisso non lo raggiunge con l'assist perché la difesa tarcentina si è chiusa. Barazzutti mette a posto l'azione d'attacco della squadra del presidente Tesini. Tena. Barazzutti, ci sarebbe Clemente in post basso, passaggio viene deviato, resterà in zona d'attacco la Fluid System 80, ma solo dopo il time out chiesto da Paolo Bosini sul punteggio di 58-33 per 300 su Codroipo a 1,24 al termine del terzo quarto. In attacco 300 dopo il time out, deve accelerare Barazzutti perché stavano scadendo 24 secondi. Sul tiro di Barazzutti c'è il fallo di Diego Nata. Terzo fallo per Diego Nata. Bonus anche per Codroipo. Poi sbaglia la Fluid System 80 l'azione offensiva. Può tornare in attacco Codroipo, 1,10 al termine del terzo quarto. Contro la zona della Fluid System 80, Trevisan voleva servire Nata, ma poi si produce nel passaggio schiacciato più telefonato della storia del basket. Dall'altra parte Bacino si scatena in contropiede e va a subire pure il fallo di Serrao. Protesta un po' Pontisso con l'arbitro Meneguzzi, ma direi anche in questa circostanza tutto regolare, nel senso chiamata opportuna da parte degli arbitri. Tiro libero aggiuntivo per il Bac. Sbaglia, il punteggio resta 60-33 più 27 per la Fluid System 80 sulla Blue Energy. Sempre contro la zona Serrao, Pontisso sotto canestro, Trevisan, Girardo va a schiantarsi contro il muro difensivo eletto da Gaspardo e Clemente. 5 secondi di ritiro. 5 secondi a disposizione della Blue Energy Codroipo per concretizzare l'azione. Trevisan fronteggia canestro, gioca dai e vai con Serrao, ma Larry tira. Anche Serrao gli dice Larry tira. 3 secondi a disposizione della Blue Energy. Adesso si deve tirare Trevisan. Sbaglia, ma vola Nata a rimbalzo. Girardo contro Gaspardo. Nata ribalta al lato. No, invece decide di andare da solo. Virata di Nata col semigancio sinistro. Fatto molto bene. Pallone però esce. E Antena voleva servire Gaspardo, invece la palla viene raccolta da Davide Marchesi, che sta fotografando l'incontro, sta immortalando le azioni di gioco. Davide Marchesi, protagonista di una delle recenti trasmissioni di TAR 100%, il nostro magazine settimanale dedicato alla società del presidente Tesini, che potete seguire sul sito web fvgsportchannel.com.
Bacino allo scadere, non va la sua tripla, terzo quarto va in archivio sul punteggio di Fluid System 80-60, Blue Energy Codroipo 33. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento.
ultimo periodo. Ultimo quarto della finalissima di Coppa Regione Friuli Venezia Giulia. In campo la Friuli Sistema 83% in maglia verde, la Blue Energy Codroipo in maglia rossa. Partita già segnata 6-0 a 3-3 più 27 per 300, che anche con le seconde linee riesce a tenere adeguatamente botta contro una 300 priva dei fratelli Moretti, quindi con una cabina di regia completamente sguarnita. Luca Clemente sta giocando molto bene, dimostrando di meritare il minutaggio concessogli da Alberto Andriola. Gaspardo fronteggia canestro, Gaspardo, e si mette in partita anche lui. Ha avuto problemi di falli fin dal primo periodo il numero 18 Tarcentino, ma adesso sembra essersi sbloccato. Girardo dell'Angela, ci sarebbe Girardo in post basso, ribalta al lato per Pontisso che tira da 3. Pontisso, 3 punti di pregevole fattura per il numero 10 maglia rossa. 6-2-3-6, un minuto giocato nel quarto quarto. Barazzutti si va al piccolo trotto, ormai Codroipo solo con un miracolo potrebbe risalire la china, mentre Barazzutti allo scadere dei 24 secondi senza opposizione va a realizzare altri 2 punti che riportano a più 28 i suoi. 6-4 a 3-6, 8 e mezzo al fine. Serrao da 3, Marco Serrao da casa sua, e siccome Serrao è originario proprio dagli Pordenone, quindi a pochi metri da qui, mai più detto fu opportuno. Barazzutti, Clemente in post basso, Clemente si gira sul perno, Violazione di passi. resta con lui in difesa Codroipo. difesa di passi di Clemente. Pontisso, Saulo Giraldo a portargli in blocco. Pontisso deve liberarsi di Antena dell'Angela sul lato debole dell'Angela, step back, sbaglia, poi prova a prendersi l'imbalzo, ma è più destro di lui Antena, che arriva in attacco. Bacino, Gaspardo in post basso marcato da Pontisso. Gaspardo va via Pontisso, che non ha la prontezza dei riflessi di mettere il piedone sulla linea di fondo come si conviene in quei casi, da manuale della difesa. Terzo fallo di Pontisso, rimessa in zona d'attacco per la Fluid System 80. Con Gaspardo sbaglia il fadeaway. Pontisso fa viaggiare Nata, che neanche se fosse stato Plastic Man prendeva quel pallone lì. Palla persa per Codroipo. Più 25 per la Fluid System 80, 7-17 al termine del quarto periodo. Poi ci saranno le premiazioni. Fallo del numero 11, Alex Dell'Angela, il secondo fallo. Fallo di Dell'Angela su Bacino. 14 secondi a disposizione della Fluid System Sunstar per chiudere l'azione. Sale Clemente a portare un blocco a Bacino, che va a pareggiare il tiro, sbaglia Bacino, Clemente a rimbalzo offensivo. Altri 14 secondi per 300. Sul blocco, qui c'era un altro blocco irregolare di Gaspardo, ma invece viene fischiato fallo a Pontisso, quarto fallo per Pontisso. Pontisso il quarto fallo. Antena dietro blocco, Antena tiro da 2, aveva la luce sull'arco dei 6,75, vale solo 2, però scatena l'applauso dei tifosi pedemontani giunti al seguito del presidente Tesini.
Serrao dal palleggio fa saltare Gaspardo, che commette il suo quinto fallo, e quindi Gaspardo scende in panchina. Per Gaspardo, quinto fallo per Gaspardo. A posto di Gaspardo in campo con il numero 11 Alexei Kojanits. In lunetta Marco Serrao. Antena va a rimbalzo sull'ultima attacca, come faceva quando era propaganda a Gradisca milioni di anni fa. 6-6-4-0 più 26 per la Fluid System 80 a 6 minuti e 20 secondi al termine della finalissima di Coppa Regione 2015. Clemente guarda canestro, sbaglia Clemente il jumper, si resta lì però, anzi no, perché Pontisso esce da Alcatraz con la palla in mano. Viaggia Renata, sotto sulla linea di fondo c'è Girardo, sul quale Clemente cala la mannaia. Rimessa in zona d'attacco per Codroipo. Luca Clemente, primo fallo. Pontisso mette Limonata che fronteggia Tranestro, tira una tabellata micidiale Renata, sbaglia. Antena vuole attaccare Pontisso, adesso il tiro di Antena. Antena. Siamo Antena time. E però Antena dice basta così, io il mio l'ho fatto, anche perché ho un problemino alla caviglia, credo, o ginocchio destro. Insomma, problema fisico per Antena, sostituito da Balazzutti, anzi da Vidani, numero 13. Andiamo a leggere i quintetti su parquet. La Fluid System 80 in difesa con Baccino, Clemente, Kojanis, Vidani e Balazzutti, mentre la Blue Energy è in attacco ora con Serrao che va al tiro e sbaglia. Nata che prende il rimbalzo e sbaglia pure lui il semigancio. Girardo, Pontisso e Dell'Angela con il numero 11. Vidani. Baccino in zingarata sulla linea di fondo, subisce il fallo di Dell'Angela. Più 28 per la Fluid System 80, col tassametro in funzione c'è Baccino in lunetta con i tiri liberi. 6-8-4-0 a. Se abbiamo già varcato la boa di metà quarto periodo, 4,59 al termine. Baccino realizza il secondo personale a sua disposizione, più 29 Fluid System. 6-9-4-0. Girardo vuole Nata in post basso, semigancio dopo dall'estero un tempo del numero 17, è sbagliato, mentre Bosini manda sul cubo dei cambi l'R di Trevisan. Codroipo recupera un pallone con Pontisso che vuole in contropiede, mentre il ritmo dell'Angela spara la tripla Serrao. Altro errore Codroipese, Baccino fadeaway dal post basso, sbagliato. Girardo in contropiede, Girardo schiacciata col fallo di Vidani e dunque Girardo. Il fallo di Kojanis. Cambio per la Blue Energy, è uscito Nata che continua la discussione in panchina con Coach Bosini. In campo Trevisan, numero 19. Completa il gioco da 3 punti Girardo, 6-9-4-3. 4 minuti al termine. Balazzutti, c'è Kojanis nell'angolo. L'azione si sviluppa sempre per linee esterne.
Clemente va a prendere posizione post basso, Barazzutti invece step back su Trevisan, Barazzutti sbaglia. Pontisso arriva in contropiede, Trevisan a rimorchio, tiene il perno, va di virata, non serviva. Palla è per Dell'Angela che cerca spaziature migliori, Trevisan rinuncia anche a questo tiro, poi attacca Clemente dal palleggio, Trevisan di mano sinistra, se segnava andavo giù ad abbracciarlo, invece sbaglia il lay-up. Vidani di forza, di prepotenza, realizza altri buoni 2 punti Vidani. Ho bisogno anche cominciare a pensare a chi possa essere designato quale miglior giocatore della partita, della Final Four, al quale verranno assegnati i galloni del premio Pituello, del trofeo Pituello, l'MVP. Io direi Vidani. Vediamo se gli organizzatori del comitato provinciale della Federbasket di Pordenone saranno d'accordo con me. C'è il presidente Zuccolo che è qui in zona, mentre non c'è nessuno a rappresentare il comitato regionale. Altro recupero per la Fluid System 80. Due minuti al termine. 71-43. Clemente cerca spazio in post basso. Bacino prova la forzatura in layup, sbaglia Bacino, si chiude la difesa codroipese, anche con Dell'Angela che dà una mano a far ripartire l'azione d'attacco della Blue Energy. Pontisso ribalta al lato, Serrao taglia Girardo dal lato debole, la palla arriva però a Dell'Angela. Girardo sotto canestro, segna col fallo di Vidani. La testa di Girardo, fallo del numero 13, Vidani, il primo fallo. C'è un cambio per... Altro cambio per la Blue Energy, entra Santa al posto di Pontisso. Stefano Pontisso. Capo Santa, libero strumentale per Girardo. E il tiro libero aggiuntivo di Girardo sbagliato. Offre un'ulteriore opportunità d'attacco alla Fluid System 80, esce Barazzutti dai blocchi, gioco in continuità, c'è Koyanis nell'angolo, Vidani in post basso, piccolo la centrale di Barazzutti che poi si estende in sottomano. Dell'Angela, Serrao, palla ritorna a Sante, 10 secondi allo scadere dei 24, Serrao dall'angolo, la tripla di Marco Serrao. E in faccia a Koyanis che si è distratto quel tanto che basta per consentire a Serrao di caricare la Berta. Ultimi 50 secondi. Altro pallone perso da Tarcento, ma ormai i giocatori hanno la concentrazione relativa su questa partita, si attende solo la sirena finale. Trevisan in cuore dell'area, mentre il Dell'Angela che segna da 3, Alex Dell'Angela. Riporta a meno 20 i suoi, quindi rende meno amaro il gap per Codroipo. Barazzutti non forza i ritmi. Io farei tirare almeno Koyanis. Vediamo se Barazzutti è d'accordo con me. No, va di step back Barazzutti. E fissa il 73-51 a 8 secondi dal termine, che probabilmente sarà anche il punteggio finale, a meno che Codroipo non ci regali un'emozione proprio in chiusura. Girardo di tabella. Finisce qui la partita. La Fluid System 80% vince la Coppa Regione 2015
battendo per 73-51 la Blue Energy Codroipo. Grazie per averci seguito in diretta su fvgsportchannel.com, grazie ad Alberto per le riprese, un saluto a tutti e buona Pasqua da tutto lo staff e dalla redazione di FVG Sport Channel. Ciao a tutti.